che gli spacciatori di droga qui negli Stati Uniti ricevono gran parte dell'eroina da rispettabili case farmaceutiche di distribuzione in Italia. Abbiamo calcolato che dalla sola ditta Schiaparelli, compagnia farmaceutica di Torino, più di 450 kg di eroina sono stati deviati verso il mercato illegale della droga. Abbiamo chiesto al commissario italiano per la pubblica igiene di intervenire, di controllare e di limitare la concessione delle licenze di vendita, ma non hanno fatto niente. Non è esatto. Abbiamo fatto arrestare il direttore della Schiaparelli, Miliardi, che è stato condannato a 11 anni di penitenziario. Sì, ma con questo non avete cambiato la legge. E Luciano e i suoi uomini continuano a rifornirsi quasi legalmente di tutta la droga che vogliono. I nostri scienziati e le autorità mediche italiane sostengono concordemente che l'eroina, opportunamente dosata, certo, in molte malattie è di grande utilità. Che questi scienziati vengano qui in America e gli mostreremo noi i benefici dell'eroina. Che ne potete sapere voi in Italia?